perettia e palanche, frutto dell'eredità. Che sia un problema generale, in ta vita quotidiana, e tutto quello che è normale si trasforma da sereno a temporale, lampi, truin e anche granioa, e chi lea, freddo, pio ed estacò, uccioca come a campana che fa sortifice da sera. Chi me preparò a menestringa queve, a faccio figlio sia cosce. Ma lei è un console dell'America con l'ha scritto. Ma un console lo domandò al municipio, e un municipio la chiamò tutti i pitaluga che le asela. E così risultò che si trattava proprio di questi pitaluga. Lasciate accomode. Ma ti che bagno? Poverettello, non mi domanda se mi sono bagnato. Sono qui che seguo le cascate del Niagara, sembro. Sì. Ma su bello, ma sciame bagno tutto per terra. Chi? Se non spremo da sremo. Ma come andiamo su, lasciate per il piccio adesso a Giacca da casa di Manuelo. È andata che viene giù acqua bagnata, è andata. Ero già lì in piazza Corvetto, ho detto, proseguiamo. Stasera, bene. Fossi stato almeno in via 20 settembre e ci sono i portici. Ma tanto era lo stesso, perché a Genova i portici per farli tanto belli l'hanno fatti così alta che tanta se ne viene, tanta se ne pigia. Che manchiva anche che mi accusti pese, che manchiva. Vabbè, ma basta che poi ci faccia un po' di movimento, su. Muovere te, se mai che non ne ho fatto del movimento, l'ho fatto le corse per pigiare meno. Che poi camminare quando piove è un sbaglio. Non è sbaglio, perché se uno sta fermo prende quell'acqua che è dove è lui, ma se ti cammini vai a prendere anche quella che viene giù dalle altre parti. Ma dimmi un po', Don Manuelo non è semplice niente? C'è la porta dove c'è della camera dove c'è la mia moglie, dove c'è la mia sposa. Ma cosa ti va a contare? Senti un po', non che pensavo. Senti, ma è per via della... Ma sei uno che pensa, non che pensa. Sei uno che pensa, pensavo. Penso, che penso. Ma qui è mica avevo conta. Ti ne conti che conto le cose me. Le cose beate. Dunque, dove resto? In questa stanza? No, io già entro in questa stanza, sì. Entro nella stanza, faccio il giro del letto dove c'è la mia moglie, dove c'è la mia sposa. Me l'abbraccio, me la bacio. Sento una barba. Qual è l'amico, il testimonio? Ti raccontando, non ti interessa queste cose, ma cosa ti raccontare certe cose? Pensa. Non aveva visto bene. Ecco, non avevo giornata umida, non avevo visto bene. Quello lì che le manca una giusta. Vedi, lui carrega le chi e si deve... Ma è vero lì, ma era lo stacco, lo capivo. Barba, questo è un mio vestito. Sì, è vero, il mio è più chiaro, Ma Barba... Beh, insomma, ma ti finisci un po' di fame proprio la tinta fame ballare? Nessuno ti fa ballare, Barba. Ma dimmi un po', già finisci? Fanno quella merceria, fanno come quella merceria giù in su canto. E cosa l'ha fatto? Allora mi soffia un cartello, chiuso per cessazione di attività. Da una mente mi metti anche il cartello è un uomo con la cinquantina.
cinquantenna? Vabbè, 55. 55 e C8 che se ne riporta da qualche anno, ti ne hai 65. Vabbè che semmai a questa età fare dei figli sarà una cosa tanto difficile. Oh no, una cosa facilissima, basta che la moglie sia giovane e bella, che sono di quelli che viaggiano, di quelli che navigano, che ci nascono dei... Se parla, ma chi è che la zia? Teresa, sei già stupida sei! Ma non sono la Teresa! Lo sapevo! Un decannellate! Lo sapevo! Teresa, stupido anche te! Vabbè, vivo! E chi se parla? Non si che vede? Vai, ho capito. Dunque, in fin di conti parliamo un po' da questo... Quanti come ufficio ma mette a firma originale, a de giure, mi raccomando. ma avvocato... E perché? Vuole il regalo di una parente, ti vuole fialo? Dagliela Nicoletta! Vabbè. Eccola. Ma cosa ho da dire? Nicoletta non so proprio come ricompensate. Ma cosa ti Era venuto nuovo, nemmeno la prima volta. Davvero? Quando è venuto in parlatorio, l'ho preso. Qui ragazzi, chi non è lei? Avrà visto? Ci vede poco. Ma chi che sta lì? Manuelo! Sono gaetanini, sono gaetanini Bertomè, E come mai chi è quest'ua? E non mai! Aveva ragione il signor Ceresa di che i galantuomini sono fortunati come i carintieri! Ma prima era là! Oh signorina, come è bella! È mia figlia. Andate! Per me andiamo anche gli altri. Andate! E tanti saluti al municipio! E te non ti vedi? Ah, mi vedo disgrazi, vedo e mezzo stago! Saluti al municipio! Sono venuto a sapere che la nominata signora Irene Bolgarello in Pittaluga, abbandonando il tetto coniugale, si era rifugiata in Francia, facendo però delle scappatelle ogni tanto in Italia e precisamente a Genova. Con questo siete dei maleducati, abbia pazienza, sono dei maleducati, sono miei parenti, Sono quindi venuto a sapere che la nominata signora Irene Bolgarello 3 anni fa a Nizza ha reso l'anima al Signore. una freccia. E con questo cosa volete dimostrare? Che Bertomè è vedovo? Oh, che riprenda moglie e semmai poi ne riparleremo. No, caro cugino, ne parliamo subito. Ci canti un po' la seconda strofetta che io intanto mi tocco di nuovo i chiodi. Le ricerche hanno portato a scoprire che la nominata signora Irene Bolgarello da tempo aveva avuto un figlio. Maschio, figlio maschio. Un figlio abbandonato in una delle sue scappate a Genova presso l'Istituto degli Artigianelli. Questo? Era il figlio della moglie, ma non avendolo lui a suo tempo disconosciuto, ecco che per forza di legge viene a rimanere figlio legittimo e portando di conseguenza il suo nome. Ecco che il signor Bartolomeo Pittaluga diventa il solo ed unico erede della sostanza dello zio. Ma sono caro. Mi dispiace, dare le carte che sto leggendo in questo momento qua, è tutto in regola. Berettin al traguardo, che se ne arrivò prima a me, grazie a quello bambino. E come è finita?
per verità non avevo testa, ma di fronte a sta platea, refuarsi non si può. D'altronde ve dico che sei stati bravi, belli e allegri e festeggianti, e anche a nome di miei colleghi che con passione hanno recitato, vi ringrazio tutti quanti, come fava l'Arlechin, de saliu con in Belinchin.